Cammino tutto in salita per il bilancio di previsione 2017 al Comune di Agrigento, che sarà esaminato nella seduta convocata per il 28 dicembre dal Presidente Daniela Catalano. Il primo ostacolo si chiama Programma Triennale delle Opere Pubbliche, uno dei punti propedeutici all'approvazione dello strumento contabile. L'argomento, che è nell'agenda dei lavori di oggi, ha già incassato un primo stop, quello della Commissione Consiliare ai Lavori Pubblici. In particolare i consiglieri che fanno parte di questo organismo contestano l'inserimento di strutture già realizzate, come ad esempio il completamento dei campetti del villaggio Peruzzo, ma anche la decisione di inserire opere come il centro benessere per animali in contrada consolida, senza pensare invece a progettare un ampliamento del servizio di illuminazione pubblica nelle aree della città sprovviste. Il no espresso dalla Commissione non è certamente vincolante, ma è il prologo di quanto potrebbe accadere in aula il 28 dicembre con alcuni settori dell'opposizione che hanno già annunciato il loro secco voto negativo al bilancio. Ogni intoppo potrebbe risultare fatale per l'approvazione dello strumento finanziario. Se la data andrà oltre il 31 dicembre si prospetta il serio rischio dello scioglimento di Aula Sollano, e forse questo spauracchio potrebbe proprio alla fine mettere tutti d'accordo, trovare un compromesso politico per salvare capre e cavoli. E la città?